Sabato 1 dicembre le principali associazioni nazionali di tutela dell'ambiente e tutela degli animali si troveranno per una manifestazione nazionale a Marcesina, nella foresta della Marcesina, in provincia di Vicenza, dove alla fine di ottobre un uragano ha spazzato via tutta quella foresta e assieme a lei 100.000 ettari di foresta del Veneto. Quindi a un mese dalla catastrofe, queste associazioni chiederanno alle autorità e in particolare al Ministro dell'Ambiente Costa e al Governatore Zaia di dare massima attenzione per la tutela delle nostre foreste, ma anche per la tutela degli animali scampati all'uragano. Si parla di 15 milioni di alberi abbattuti, quindi gli animali sono sicuramente migliaia e migliaia. L'altra richiesta delle associazioni è lo stop della legge che la Regione Veneto vuole fare per dare il via libera ai fuoristrada dei cacciatori nei sentieri di alta montagna e infine una richiesta importantissima, quella di un maggior impegno alla lotta ai cambiamenti climatici. Quindi un appuntamento molto importante che si terrà appunto sabato 1 dicembre alle ore 12 nell'altopiano della Marcesina e per ricordare il Veneto che ha subito dei danni apocalittici da quelli che sono i cambiamenti climatici. Luglio 2015 il primo tornado in Veneto, ottobre 2018 il primo uragano con raffiche superiori ai 200 km in Veneto. Come intergruppo per la tutela degli animali e della natura abbiamo naturalmente aderito a questa manifestazione. Io sarò presente in altopiano e spero che anche i miei colleghi consiglieri, il governatore e anche il ministro Costa partecipino a questo importante avvenimento, perché tutelare la nostra montagna, tutelare la nostra natura è una cosa importantissima che tutti i cittadini ci chiedono.